Buongiorno a tutti ragazzi, voglio parlarvi di una storia che ha davvero qualcosa ai confini della realtà, qualcosa che non si può spiegare, quindi non c'è una ragione, quindi diciamo che non si può sapere. Questo alle Torri Gemelli, lui stava nella torre sud al 91esimo piano, ragazzi. È passato alla storia come l'ultimo essere vivente a lasciarla prima che crollasse, diciamo, la torre. In effetti, la stessa persona che si chiama Ron ricorda ancora a malapena come è uscito dai suoi 91 piani. In effetti, ricorda di aver detto ai corridori che un'altra persona lo stava portando fuori, quindi urlava che dietro di lui c'era un'altra persona, quindi di andarlo a soccorrere. Però i pompieri sono arrivati, ragazzi, ma non hanno trovato niente, nessuno, quindi sono ritornati subito indietro. Poco dopo subito è caduto, diciamo, la torre. In effetti questo è stato l'ultimo uomo a uscire dalle famose torri gemelle ed essere quindi l'ultimo a uscire. Poi dopo, subito dopo c'è stato il crollo alla torre sud. Lui stava al 91esimo piano, ragazzi, quindi disse che una persona lo guidò per 91 piani come se conoscesse bene la strada, e quindi tra fumo, fiamme, lui seguì questa persona che disse vieni insieme a me e ci salveremo. Quindi questo signore che si chiama Ron incominciò a seguire questa persona per tutte le scale, per tutte, diciamo, per tutto l'edificio. No, no. E in effetti, ragazzi, la cosa assurda è che subito, diciamo, dal 91esimo piano si sono trovati a pian terreno, in effetti. Quindi lui disse che dietro di lui ci stava qualcuno, quindi però non trovarono mai nessuno, in effetti, anche perché entrarono e uscirono. In effetti lui dichiarava che dietro di lui ci stava qualcuno, però nessuno vedeva nulla, quindi dissero forse sotto shock queste cose qua, e quindi pensarono a un momento, diciamo, di forte shock. In effetti ancora tuttora dice non lo so, forse era un essere superiore, non ho inventato questa mia immaginazione. Disse che era tipo no, 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 ha detto era forse un angelo. Dice non ho visto la sua faccia, io vedevo solo le sue spalle, quindi ma sapevo che andando insieme a lui mi sarei salvato. Quindi lui non si considerava mai religioso, quindi era una persona, diciamo, molto banale, che amava bere e lavorare come costruttore, e quindi non era un tipo, diciamo, religioso in effetti. Da allora diciamo che la sua vita è cambiata un pochino, in effetti questa persona che l'ha accompagnato fino al pian terreno doveva stare come regola dietro di lui, quindi diciamo che non ci stava nessuno, e quindi hanno detto che non poteva essere perché forse stava in stato di shock. Però un'altra persona ha fatto la stessa cosa, in effetti. Un'altra signora, in effetti, disse che però stavolta è successo sulle montagne rocciose canadesi, che una signora, prima che arrivasse una valanga, una persona apparve e gli disse che doveva andare via di lì. Quindi la signora si terrorizzò un pochino, però la convinse, andò via. Dopo nemmeno 3 minuti crollò, diciamo, una lastra di ghiaccio e fece un casino, una valanga. Furono tante persone sommerse diciamo, dal ghiaccio, e morirono un sacco di persone. Quindi diciamo ci sono molte persone che credono che ci sia una terza persona, un angelo custode. E diciamo che non si sa, può essere una storia, ragazzi, può essere
un'invenzione, può essere che ha bevuto, non lo so. Però questa storia appare in molte lingue, quindi l'ho trovata in molte lingue. Questa qua è in russo, questo che ho trovato. L'ho trovata la stessa storia in inglese e l'ho trovata anche in spagnolo, quindi sempre la stessa storia, come diciamo in effetti descrive questo signore che è stata l'ultima persona che è uscita dalla famosa Torre Sud e poi è crollata, quindi in effetti diciamo angelo custode, terza persona, l'essere supremo come lo chiama lui, però lui dice di essere salvato dalla storia, diciamo un uomo. es- sì, sì, anche da me, sì, sì, pure qua sta bene, Francesco, sta benissimo, oggi si respira e tutto, quindi si sta bene. Quindi stasera è pure San Matteo, quindi andiamo a vedere un po' i fuochi, quindi stasera andiamo a vedere un po' la lungomare, quindi ci andiamo a scassare. Quindi prima andiamo in pizzeria e poi si va là ai fuochi, però i fuochi sono su tardi a mezzanotte, quindi c'è tutto il tempo di andare a mangiare e poi andare lì. Quello avviene San Gennaro e subito dopo arriva San Matteo, quindi di quelle 19 è San Gennaro e 21 è San Matteo. Quindi ragazzi, una storia diciamo ai confini della realtà. Rimane domenica. Quindi, sì, sì. Quindi diciamo ragazzi, può essere vero, non può essere vero, rimane comunque un fatto che è stato tradotto, no, stasera, è stato tradotto in tre lingue, quindi questa persona è stata intervistata da molte parti, quindi l'ho trovata questa storia, ripeto, in inglese, in russo e in spagnolo, quindi credo che un po' di verità in fondo ci debba stare. Vabbè ragazzi, vi auguro buon appetito a tutti e ci sentiamo alla prossima notizia meteo oppure terremoto, sempre qualche cosa al finale esce fuori. Ah, tieni proprio un appuntamento, tu tieni. Allora, salutami il coniglio e pure i friarielli.